Tra i vari reati, lo spaccio di droga rimane una delle principali emergenze del veneziano. Non ha dubbi il colonnello Claudio Lunardo, ancora per pochi giorni comandante provinciale dei Carabinieri. Le operazioni di successo delle forze dell'ordine non sono certo mancate, ma non esistono operazioni risolutive, spiega Lunardo. La sicurezza si costruisce di continuo con un'attività che deve rimanere quotidiana. I reati predatori sono quelli che più infastidiscono, no? Tutti quanti, sono quelli che ti tolgono la sicurezza quando ti entra qualcuno dentro casa, ti dà proprio un senso di fastidio. Non da meno però devo riconoscere che negli ultimi anni c'è stata un'escalation della droga, cioè è un fenomeno che purtroppo è ritornato ad avere dei volumi e dei traffici considerevoli. Lunardo lascia Venezia per Roma, dove ricoprirà la carica di capo ufficio affari giuridici e condizione del personale, dopo 3 anni intensi con tanti ricordi. Uno in particolare, racchiuso in una fotografia scattata alle 4 di mattina, esposta nel suo studio e pronta a seguirlo a Roma. Quella fotografia rappresenta il momento più importante a pochi mesi dal mio arrivo. È la fotografia che è stata scattata qui all'interno del comando provinciale subito dopo che i carabinieri del gruppo intervento speciale, il GIS, insieme ai carabinieri del comando provinciale di Venezia, avevano fatto irruzione in una delle abitazioni dove c'erano i kosovari che come ricordiamo tutti, volevano compiere un attentato al ponte di Rialto. C'è infine un altro dato a preoccupare e a chiamare in causa soprattutto le famiglie. Il problema della violenza all'interno di una famiglia è un problema che scuote e che colpisce tutte le donne che si trovano a essere poi oggetto di vessazioni. L'altra emergenza sia un po' legata a questi comportamenti di alcuni adolescenti che purtroppo hanno fatto delle cose anche abbastanza gravi.